Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per a seguito della nostra chiama di avorista. A faca vituperio. Dunque, vituperio chi parla con l'autore. Vego tutto, sento tutto. Mi piace ascoltare, ho inteso che gli animali cercano l'aiuto. Ma come vituperio non ci sarà cadano. L'autore da proa a salvare la foresta, ma gli animali devono crepare. Tutti. Crepatura. Voglio sapere perché l'autore va a cercare rimedio sul nemico. O ben nemico. Acqua in bocca. L'aiuta a sbagliare tutti. E Nimo mi riconoscerà. Ah, 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 ah. Affacca l'autore. Oh Alto, compratemi qualcosa per piacere. Non ho mica un tempo, un'altra volta. Ma guardate sto ligore di baghi, è buonissimo, soprattutto quando andate lontano. Non ho bisogno di ligore, tastatelo voi, è meglio. L'ho di già tastato, qualche goccia, per piacere, vi farà pro. Basta, va, lasciatemi passare. Vituperi non è mica contento. E io sono peggio di vituperi. Aiuta riesce, sta foresta da cripa. L'aiuta suita. E qua rivedo queste piante in deedo. Tu tante piante in sa foresta, tante bellezze, tanto valore. E io conosco tutte queste piante. E a mia mamma e tutti i miei antenati che mi hanno imparato le meraviglie della natura. E ora tanta gente che cola sino a qui per conoscere i valori della natura. L'erba barona aiuta a curare il corpo. A nepita, alla darela, a menta, romicia e a nostra malva che guarisce tutte le verite. Ma oggi non ho mica auguri in festa per via di sto zuniaccio che ha giovato. Ma come è? Voglio sapere. Sto sogno era tremendo. C'è qualcosa a combattere. Solo a Petra Tavunata mi dicerà la verità. E è ella che mi ha sempre dato i miei poteri. E qua ripeto in da foresta che cerca le piante. Tu sei angelo demonio, ripeto che va a avere a Petra Tavunata. Oh ripeto, come va? Uffa! Ha giovato un sognato tremendo. Ale, ora ci siamo. Che hai sognato? Ha giovato la nostra foresta infiarata. Tutti i sogni sono verità. Vieni qui, entri in un tavolo e figliola bene. Figliola bene, ecco come sarà la foresta domani. Ah! Dice ripeto, la foresta da bruciare, la nostra sorte è maledetta e ci volerà fa vendetta. C'è qualche sia che deve a vedere. Io ho ripeto, e a tua sorte di salvare la Gorzica. Ma non posso mica, io so solo. Forza, un aggio più. Io ti darà a forza di vincere. Gli animali soffrono. Basta ora, o troppo stroppia. Ecco all'altore che giunge per scontrarti. Affacca l'altore.
o Petra tavunata, o ripeto, sono venuto sino a qui per parlarvi. La sapevo e io. L'aspettavo. Parlava. C'è una squadra di promotori che voleva Udano. A sapevo, c'è una batte a scombatte, tocca a te, o ripeto. O ripeto, vince un numero di Zatara. Vieni qui, torna e figliula in dormetavano. Ripeto, bene, ha vinto per i promotori. Ha giù capito, è sempre lo stesso che ci fa il pensiero, vituperio che vende a terra. Ecco, ha vituperio con i promotori. Quanto mi da gustare, dice il primo promotore. Vituperio risponde, 2 milioni di euro, così va raggiungere ciò che mi pare. Per me potete bruciare tutto, andate un po' a premura. Hai visto, in da vita c'è sempre un vituperio. Giunge un promotore lui, il più bravo. Quali sei tu? Non tu facci parte della squadra, SPA, ma non so più da consento in cui ciò che vuole non va e tanto sono pronta a aiutarvi per salvare voi resta. Tu che conosci tutto, dice ripeto a Petra, ci ho trovato una soluzione per farli abbandonare i suoi cattivi progetti. È una buona che tu l'aiutessi, ma con questo tipo di persone è meglio sarebbe di cercare vali paura. Sei pronto tu a fare paura ai tuoi anziani patroni? Il promotore bravo dice, sono pronta a tutto, non voglio più saralotti. Silenzio, dice a Petra. Zitti, hanno da giungere, piattatevi da rete a me, subito. Affaccano i promotori. Bene, e c'è a Petra tavolata qui, e ripeto, piattato. I promotori dicono, ma hai detto che c'è un certo ribedo che sta in sa zappara? Vitupero risponde, è un mio amico. Faccio un pezzo che voglio tombare. Penso che è qui, venite. Affacca ribedo. Quali siete voi? Siamo a squadra SPA, abbiamo comprato tutta la foresta. Non è mica coi soldi che avete da comprare il nostro S, dice Ribedo. È coi soldi che ho a potenza di farvi parte. Vituperio dice, oh Ribedo, mi riconosci? Di sicuro ti riconosco e anche ti aspettavo. Vergogna a te che vendi a terra. Ma aspettavi? Mi face piacere. Oggi è il giorno della tua morte. A credi tu? Ne siamo sicuri. Siamo qui per farti parte. Parte e io, ripeto, sono nato qui, sempre in luogo sicuro, protetto da Petra. Affacca a Petra. Sono a Petra tavolata. Avete inteso parlare di me? Qualcuno mi aveva detto che tu avevi certi poteri, ma non ci credo io. Non ci credi? Allora figliola ciò che sta vorreste capace di fare. A sapete che qui campano vole, mazzeri, vate e maghi. Allora tu ci vuoi portare in fuori di voli in canzone. La nostra canzone si chiama I soldi. E si mettono a cantare.
Oh la sterpa maledetta, oggi lavoreremo a vendetta. A faca biancona, eccola biancona. Ma chi è sta magagna? Dice un promotore che un po' ha paura. Non è mica una magagna, dice a Petra, è Biancona, un spirito di montagna. Biancona? Oh che paura! E meglio scappare, se non c'è da tombare, dice Vituperi. Oh Vitupè, a tua ultima ora è giunta. Bianco, per pietà, lasciatemi in vita. T'ha giudito tante volte di lasciare sta terra tranquilla e ora a Olivende a sta rubaccia. Ma io devo guadagnare assai soldi. Non hai mica abbastanza, o ingordo che tu sei. Oh Ribè, tombalo! Rivedo sta vicina. Ohimè, scappiamo! Vituperio si lampa in terra. Perdonami, Oribè, mi sono sbagliato, farà ciò che tu vuoi. Lo prometti, dice Ribello, davanti a sta Petra qui. Lo prometto. Allora sei salvo e ti farà giuste la tua promessa. Eccoci a nostra bella vola. Si compie con un canto magico, l'odore dei nostri mesi, di Giacomo Fusina e di non un rap corto, i soldi che abbiano inventato i titoli che hanno scritto Sabè da Vola. Ecco, a ringraziare, buon lavoro a tutti.